con Corso Mazzini, questa è la locanda, siamo qui in diretta con Lupo al Lupo, amici di TEN, quindi un abbraccio a tutti voi che seguite la trasmissione. Siamo ritornati qui alla locanda in Corso Mazzini, c'è veramente tantissima gente per la città di Cosenza, serata calda, caldissima, quindi dove devo guardare? Di qua, di là, mi state portando finito, ma saluto velocemente Erika. Allora, buonasera, buonasera, benvenuti a tutti i nostri telespettatori di Al Lupo al Lupo, felicissimi di questo meraviglioso risultato che ha portato a casa il Cosenza Calcio, appena rientrati quest'oggi i nostri giocatori, quindi siamo tutti in ansia per la finale che si terrà il 31 luglio, ovvero venerdì. Questa sera tanto da discutere. Iniziamo a presentare i nostri ospiti. Buonasera avvocato. Lui è Claudio Tocci, benvenuto alla nostra trasmissione. Grazie, ben trovata e buonasera a tutti. Da questa parte abbiamo Daniele Basta, nonché nutrizionista del Cosenza Calcio. Buonasera, benvenuto Daniele. Salve, buonasera a tutti, buonasera. Roberto Tuscolano, grande tifoso, buonasera, ben ritrovato Roberto. Buonasera a tutti, buonasera a voi. Tuscolano grande tifoso, che aspetta un attimo che la sciarpa qua l'avete. Da questa parte opinionista Michele Geraso, nostro ospite come sempre tutto l'anno con noi. Buonasera, ben ritrovato Michele. Infine, gli ultimi saranno i primi, come diciamo sempre. Abbiamo messo i posti come abbiamo fatto l'ultima puntata perché hanno portato bene. Quindi benvenuto Gabriele Spadafora, ovvero cardiologo. Grazie. Un saluto affettuoso anche a te. Grazie. Ciao anche a Gabriele. Allora ci siamo, come ho detto, ritorniamo in diretta per questo grande appuntamento con il Cosenza Calcio e io direi dare subito voce e microfono al nostro avvocato Tocci, così ci dice un po' di numeri, poi entriamo nel vivo della trasmissione. C'è anche il numero per intervenire, lo vogliamo ricordare, prego. 329 per intervenire in diretta, ovvero noi rispondiamo, numero di TEN 329 1773299, chiamateci, facciamo tutto in diretta, lo vogliamo ricordare. Grazie. Prego, allora andiamo con ordine, prego avvocato, prego. Andiamo? Sì, prego. Allora, come ha detto la presentatrice, formazione vincente non si cambia. Benissimo. Abbiamo messo gli stessi posti. Allora, siamo siccome io mi sto dilettando con i numeri, sì. Prima di tutto ho scelto 7 aggettivi Sì. per qualificare questa rimonta del Cosenza. Allora, secondo me è eccezionale, è straordinaria, magnifica, meravigliosa, stellare, stratosferica ed eccelsa. Allora, passiamo ai numeri. Nelle prime 24 partite Sì. il Cosenza ne ha vinto 5, ne ha pareggiato 9, nelle prime 28, ne ha pareggiato 9 e ne ha perse 14, cioè 14 su 18, il 50%. Nella seconda fase, su 9 partite, 6 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. Allora, la rimonta sa di straordinario. Perché? Avvicinati il microfono perché sennò ci Sì, sentiamo. la rimonta è di straordinaria. Cosenza sarebbe primo in classifica, 19 punti, Crotone 19. Anche il Trapani. Trapani è andato bene, 18, Pisa 17, Venezia 15, Cremonese 15, Ascoli 14. Questa è la classifica sì. Dopo la ripresa praticamente. Dopo la ripresa, sì, prima e dopo. Quindi anche vedi il Trapani sta facendo bene, anche il Livorno rimane lì sotto in fondo. Anche il Frosinone è in caduta libera da quello che abbiamo visto. Sì. Ma quello che è eccezionale è che noi nei confronti della Juve Stabia, che ha fatto solo 5 punti, abbiamo rimontato 14 punti. 14 punti. Questo spiega perché siamo arrivati lì quasi alla salvezza. E poi, secondo me, l'enigma del Cosenza, non c'è nessun giocatore, me l'avrei chiesto, si concentra nel periodo dal 29-12 al 9 febbraio. Quello è stato un mese determinante perché
il Cosenza ha collezionato ben 5 sconfitte di seguito. E sono state quelle pesanti che hanno, Sono state diciamo. quelle pesanti. Io E quindi, questa quindi è la vorrei chiedere a chi di competenza che cosa è successo in quel mese. Quelle partite sicuramente l'abbiamo detto più volte, molto probabilmente forse questo discorso dell'allenatore, del cambio o meno, però hanno dato fiducia all'allenatore, Sì. anche perché questi sono rinati, ma a prescindere adesso che c'è il dottor Daniele Basta qui insieme a noi, che cura anche, oltre a Pingente che salutiamo, Luigi, insomma, il preparatore atletico, è anche importante l'alimentazione di questi ragazzi, no? Quindi... Assolutamente sì, mi preme sottolineare come sia un lavoro comunque di squadra, c'è dietro uno staff sanitario, c'è comunicazione tra le varie figure, tra il fisioterapista, tra il medico, tra il nutrizionista, e tutto è importante poi nel dare i migliori risultati alla squadra. Per quanto riguarda me posso sottolineare che le evidenze scientifiche oggi dicono chiaramente come un'alimentazione adeguata nello sportivo possa aiutare a limitare il rischio di infortuni, possa ridurre il senso di fatica, aumentare la resistenza in campo e possa migliorare anche la prestazione atletica. Quindi da questo punto di vista è fondamentale per un atleta nutrirsi in maniera adeguata e soprattutto in questo periodo, lasciatemelo dire, gli atleti stanno facendo tutto veramente nel migliore dei modi nel promuovere il recupero muscolare, perché la prima cosa... giocare dopo ogni 3 giorni, 4 ma a queste giorni. temperature, Queste temperature è veramente difficile, Certo. e il recupero muscolare è fondamentale per poi garantire la presenza in campo, e devo dire che le cose stanno andando nel verso giusto. Scusami che debba aggiungere 2 cose che mi sono dimenticato. Allora, abbiamo recuperato 14 punti dalla Juve Stabia, 10 dal Perugia. 10 dal Perugia, 5 punti dal Pescara, 4 punti dalla Cremonese, 4 punti dal Venezia e 2 punti al Trapani. 14 punti sulla Juve Stabia, quindi ve la voglio dire, è una cosa veramente unica. E poi una caratteristica che è balzata in evidenza è che il Cosenza va in gol, non ha un capocannoniere, diciamo, uno, ma va in gol con ben 4-5 attaccanti, Riviere, anche Bruccini nei marcatori, Assenzio, Baez e Carré. Penso che questo sia un segreto, perché ognuno può andare a rete ed è una caratteristica importante. Grazie all'avvocato che ci ha fatto questa delucidazione. Daniele, un attimo ritorno da te, saluto anche Roberto Tuscolano. Buonasera, Michele, buonasera. E naturalmente anche il dottor Spadafora. Allora Robertino, grande tifoso del Cosenza, allora... È importante, come dice Daniele, l'alimentazione, certo, la preparazione atletica, perché qualcuno, magari loro sono dietro le quinte, quindi non li vediamo mai. Qualcuno addirittura aveva ipotizzato che c'era calo di preparazione atletica o meno, invece no, quello che ho visto è che hanno delle ripartenze uniche, in modo particolare anche Riviere, che ho visto ieri veramente un fulmine nel campo, ma tutti quanti. Che vogliono dire, Roberto? Voglio fare un plauso a Pingente, grande tenuta atletica di tutti i giocatori. Siamo estasiati da questa grande partita dei Lupi e che dire, adesso finiamo venerdì però questa impresa con una grande vittoria e sono sicuro che possiamo salvarci direttamente, Fabio. Senza ricorrere ai play-out. Sicuramente la squadra è viva, la squadra è convinta, possiamo farcelo. Un grande tifoso positivo, Roberto. Naturalmente. Però, visto che parliamo di positività e parliamo di alimentazione, consentitemi di salutare e ricordare che qui c'è la pinza buona, quindi la locanda su Corso Mazzini, qui a Cosenza, ma anche a Rende, su Via della Repubblica. Però stasera pensate, non so se possiamo dire, perché questi i calciatori non ce ne sono, però vi prepareranno questi pennoni di una volta, non so come l'altra sera abbiamo fatto questi fusilli alla locanda, però eccezionali, però poi gli alici arriganate, le zucchine con patate e pepe, insomma stasera grande serata per voi, e poi le pizze, che è veramente buona, la vera pizza napoletana, e qui alla locanda. Siamo pronti, siamo prontissimi. Allora, mantenetevi buoni, salutiamo Michele Ceraso, buonasera Michele. Buonasera a te. Prego.
E allora cosa dire? Secondo me il Cosenza ha mostrato veramente grandissima professionalità sfruttando il periodo di fermo. Molto probabilmente il Cosenza ha fatto una preparazione atletica. Ecco perché il Cosenza che vediamo in campo in questi giorni è un Cosenza che viaggia ad una velocità superiore rispetto a tutte le altre squadre che abbiamo incontrato. Poi bisogna fare anche un plauso quindi a tutto lo staff tecnico, da Pincente, per come lo ricordava prima Roberto, a Tortelli, per finire, e non ultimo a Roberto Chiuzzi, che è riuscito a creare il gruppo. Certo. Cosenza negli ultimi anni, grazie al gruppo, ha sempre raggiunto traguardi più che buoni. Speriamo che questo gruppo possa venerdì sera raggiungere quello che sembrava e ancora rimane un miracolo secondo me, e cioè la salvezza, e che questo gruppo non venga minimamente toccato, ma rafforzato, perché ha mostrato che qualcosa di buono c'è, è un qualcosa di buono su cui si può e si deve lavorare, partendo dall'allenatore e poi tutti coloro che hanno dato sostanza a questa fase di campionato. Dottor Spadafora, allora il nostro cardiologo adesso ci dirà anche qualcosa in merito a questa come ha detto anche Claudio, rimonta totale del Cosenza importante. Sì, io mi rifaccio un po' al pensiero di chi mi ha preceduto e vorrei ricordare inoltre ai colleghi Sergio Caira e Nino Avventuriera, che sono i medici sociali del Cosenza Calcio, miei colleghi che stanno svolgendo un ottimo lavoro. Quindi il merito va dato anche a loro, che li riconosco come professionisti molto meticolosi, molto attenti, quindi anche loro stanno dando il contributo dovuto. Per quanto riguarda il Cosenza, che c'è da dire? Ce lo sta dicendo il campo, quello che praticamente vale la squadra. Io posso solo augurare che ci possiamo salvare direttamente, senza andare ai play-out. Se così fosse, io consiglierei a Guarascio di riconfermare in blocco e dopo una settimana di portarli in ritiro a San Giovanni in Fiore, compreso l'allenatore. Così non perdiamo tempo in programmazioni diciamo lunghe. Vabbè, ce l'abbiamo già il gruppo. Dottore Spadafora, una cosa alla volta, perché sennò non riusciamo più. Qua cerchiamo di vincere questa partita con la Juve. Sicuramente la vinceremo. Infatti questa sera insieme a noi qualche calciatore, ma mi ha comunicato Gianluca Pasqua che sono arrivati tardi, oggi all'1 alle 2 erano a Cosenza, quindi addirittura sono anche allenati nel pomeriggio, quindi ci lasciamo tranquilli, salutiamo, aspettiamo questa partita di venerdì e poi vediamo quello che succede, andando vedendo. Allora, volevo ancora, che c'è Erika? Erika, abbiamo qualcuno che vuole intervenire? Sì, Fabio, mi sono dilettata nel frattempo tra i tavoli, ho trovato un ragazzo giovane, un nostro tifoso ovviamente, però che voleva salutarci. Alzare, se no non si vede, si deve alzare. Alzati così ci fai un saluto, dai, non essere timido. Buonasera a tutti. Buonasera. Matteo, ottima prestazione del Cosenza ieri, 5-1. Hai guardato la partita? Sì, ottima partita. Volevo fare un saluto al mio amico Diciamo come si chiama. Umberto, oggi compie gli anni, ieri ha fatto anche il regalo. Un applauso ad Umberto, auguri Umberto. Forza Lupi. Umberto, vieni qui, alzati che ti facciamo una piccola intervista. Allora. Non segue il calcio, ragazzi. Purtroppo c'è chi va. Scusami. E c'è chi... Vediamo invece le donne. Chiedo scusa, le spalle. Signorine, buonasera. Chi segue il Cosenza tra di voi? Nessuno. Tutte. Non si girano. Veniamo da questa parte. Buonasera. No, va bene. No, non sono tifoso. Come ti chiami? Erminia. Come? Tu segui il Cosenza? No. Vabbè, seguono la Juve, dai. Lo vogliamo dire, vabbè. ci sono più Comunque Juve. vi salutiamo, buon appetito a voi che siete qui alla locanda, avete fatto bene, ottima scelta, facciamo gli auguri. Certo. Auguri di nuovo ad Umberto. Umberto, auguroni anche a lui. Dicevo, adesso io volevo sentire un attimo se riusciamo. Daniele, hai sentito? Poi ti volevo chiedere una cosa, diamo il microfono a Daniele un attimo perché
volevo capire, ma che suggerimento va oltre ai calciatori, ma adesso che ci apprestiamo all'estate, tutti vogliamo perdere un po' di chili, ma diciamo che questa pasta piena e cose, insomma, non è facile. Che vogliamo dire agli amici e alle amiche che seguono adesso a Lupo a Lupo? Perché spesso si pensa all'alimentazione in ottica dieta, no? Il termine dieta, nell'accezione moderna del termine si pensa a sacrificio, privazione, emozioni negative, ma in realtà ecco, la dieta, almeno nel termine ancestrale di questo termine, che è greco, significava stile di vita. In realtà quindi un'alimentazione sana dovrebbe essere tutto l'anno, non solo quando ci si avvicina all'estate oppure nel dopo festa. Senti, ma io ti devo chiedere, ma tutti dicono, ma la pizza fa ingrassare? Assolutamente no, la pizza deve esserci perché la pizza è italianità, la pizza è socializzazione, la pizza è convivialità e deve assolutamente esserci nell'alimentazione Guarda, sana. io qui voglio suggerire agli amici che seguono che c'è la pizza molto leggera che lievita fino a 72 ore, pensate, quindi La questo lievitazione è importante. Ma poi la pizza può essere anche un alimento dalle proprietà nutrizionali interessanti, la salsa di pomodoro che è fonte di licopene, che è un antiossidante importante per le proprietà antitumorali, per esempio, no? Contro il carcinoma alla prostata o il carcinoma mammario. Può essere una fonte anche, soprattutto se è integrale, di fibre, quindi da questo punto di vista migliore impatto glicemico, migliore impatto sulla flora intestinale, quindi meglio se è integrale e mai far mancare la verdura sopra. Però tu, ecco, hai detto la parola dieta, tu sei contrario alle diete. Allora, nell'accezione moderna del termine sì, perché spesso si pensa a dieta come a un tempo limitato, mi metto a dieta e dopo torno alle abitudini precedenti, torno agli errori in precedenza. No, in realtà bisogna apprendere gli errori che si commettono, acquisire consapevolezza alimentare, educarsi a un'alimentazione sana e poi ovviamente mettere via i chili persi definitivamente, senza tornare a quel fastidioso effetto yo-yo che a lungo andare ci pone, e questo me lo confermerà anche il dottor Spadafora, ci porrà a rischio cardiovascolare, no? Lo sali scendi di peso da questo punto di vista. Certo. I fattori di rischio cardiovascolare, tra i fattori di rischio cardiovascolare sicuramente c'è l'obesità, perché l'obesità predispone... E anche questo fatto di scendere e di peso e risalire e scendere, il famoso effetto yo-yo al cuore non farà tanto bene. Ma sicuramente meno peso c'è, meno superficie da irrorare c'è e più il cuore funziona meglio. Quindi quando ci si appresta a un'alimentazione sana è bene educarsi a mangiare bene per tutto l'anno e non seguire queste diete comunque che possono anche apportare problematiche psicologiche, perché la restrizione calorica è anche un fattore di stress, è anche un fattore di disturbi del comportamento alimentare che oggi sono sempre più diffusi, quindi mangiare bene significa educarsi a un'alimentazione sana e poi prevenire le condizioni croniche moderne. Allora, io approfitto perché se non mi sbaglio, sì, infatti ce l'ho, mi date un microfono, eccolo qua, abbiamo in diretta Albertino Urban. Alberto, buonasera, benvenuto ad Al Lupo al Lupo. Lui si trova in quel di Cava dei Tirreni, voleva salutare la tifoseria cosentina, è rimasto molto legato alla città di Cosenza. Alberto, come stai innanzitutto? Non ti sento, Alberto. Pronto? Sì, eccomi. Adesso ti sento. Dicevo, come stai innanzitutto? Sto benissimo, adesso grazie al Cosenza siamo meglio. Sì. E adesso aspettiamo questa bella partita venerdì. Senza dubbio. Senti, abbiamo parlato, l'avvocato Tocci ha fatto una disamina precisa di queste prime partite dopo la ripartenza, e il Cosenza insieme al Crotone ha totalizzato 19 punti, quindi voglio dire su 9 partite insomma è una media promozione, no? Quindi la dice lunga su questo. Che vogliamo dire ai tifosi che sono molto contenti di questo, diciamo per il momento, questo obiettivo che hanno raggiunto? Ma abbiamo fatto la media di 2 punti a partita o qualcosina in più, dunque una media promozione, voglio dire. E dobbiamo dire che è stata veramente una grandissima impresa fino adesso e rimarrà tale anche se noi abbiamo
aspettiamo l'ultima di campionato perché la vogliamo vincere, però sappiamo che l'ultima pedalata è una pedalata molto difficile e arriva la Juve Stabia con veramente l'acqua alla gola e quindi dovremmo affrontare la partita nei migliori dei modi, però da quanto ho capito abbiamo un Roberto Occhiusi veramente in grande forma, è stato capace di trasmettere non solo sul campo ma anche col cuore, lui un ex Lupacchiotto, di portare veramente a tutti questi 26 calciatori la voglia di ottenere questa salvezza, una salvezza che per tutti gli addetti ai lavori e non tifosi del Cosenza nessuno mai avrebbe pensato. Invece Occhiusi ha dimostrato di essere un grande allenatore e il fatto che sia stato scelto anche dai calciatori è perché avevano capito che in lui non c'era solo delle qualità umane ma c'era anche una grande capacità tecnica e tattica. Certo Alberto, io che ti dico, hai fatto una disamina anche tu attenta e precisa, sicuramente questa città merita, è un patrimonio, la Serie B, ci dobbiamo stringere, aspettiamo questa partita di venerdì con grande ansia, ma come hai detto tu sicuramente non ci deluderanno perché ho visto una squadra veramente messa bene in campo e lottano su tutti i palloni, ho visto giocatori insomma rinati, ecco, se così possiamo dire. Io ho il nutrizionista del Cosenza Calcio, il dottor Basta, qui insieme a me, siamo qui alla locanda in Corso Mazzini, qua si mangia bene, però dobbiamo mantenerci con la linea. Senti Alberto, siccome c'è la pubblicità, ti lascio il telefono, il microfono per salutare tutti i tuoi tifosi e tutti gli amici che ti vogliono bene a Cosenza, perché ce ne tanti, prego. Vabbè, veramente un abbraccio a tutti, a tutta Cosenza e la Cosenza Sportiva. Io mi auguro veramente venerdì di poter trovare un grandissimo risultato, per poter trovare, io credo almeno gli spareggi, però credo che ci sono 3 partite come Perugia, Pescara e Ascoli, hanno delle partite importanti e l'augurio sarebbe quello di poterci salvare al primo colpo, però adesso affrontiamo questa partita, speriamo di vincerla così i nostri tifosi veramente festeggeranno. Va bene, speriamo bene. Albertino, un abbraccio grande. Un abbraccio veramente a tutti. Poi in caso ci sentiamo lunedì sera che saremo da Camigliatello Silano, quindi a Lupo in tour continua. No. Grazie. Ciao Alberto. Grazie a te. Ciao e buona serata a tutti. Ciao, un abbraccio, ciao, grazie. grazie. Ciao. Allora, adesso ci dobbiamo fermare, prego. Ma scusami, ma come ti sei vestita? C'è fosforescente sul vestito? Dai, guarda qua, complimenti. guarda qua, c'è le lucine, ma chi ti veste? Allora, stasera l'abito gentilmente offerto per la diretta. Volevo ringraziare la Tele-R Sartoria Manu, la salutiamo. Galiano numero 5. La salutiamo signora Manu. Allora, grazie mille per l'abito. Ci fermiamo un attimo, una breve pausa, fra Linea poco. alla regia, Sempre qui in diretta dalla locanda, Corso Mazzina, fra poco. Buonasera a tutti amici telespettatori, ben ritrovati. Volevo ricordare il numero per intervenire in diretta, 329 1773 299. C'è già una chiamata, vediamo chi risponde. Buonasera, pronto? Mi sente? Pronto, buonasera. Buonasera. Con chi parliamo? Antonio Naccarato. Signor Naccarato, buonasera, cosa voleva dirci? Volevo complimentarmi con Fabio che finalmente c'ha un personaggio che capisce di calcio. E chi è? Ovvero? Roberto Tuscolano. Grandi conoscitori. Dai te Roberto, che vuoi dire? Grazie Tone, sei troppo buono Tone. Mi senti? Però c'è un difetto, è Juventino, È Juventino. E da Juventus secondo me c'è un difetto. Pure Tonino e da Juventus. Anche Se tu sei un maestro, oggi quella frase che hai scritto su Facebook, tu Riviere, proprio mi hai fatto emozionare. Grazie. Cosa hai scritto? Diccelo almeno. Hai capito? Ma cosa ha scritto Torino? Bravo Roberto, bravi a tutti quanti, brava la squadra. Ciao, buona serata. Grazie, ma cosa hai scritto su Facebook? Scusa, che hai scritto su Facebook? Ho lodato Riviere perché è di un'altra categoria Fabio e per me è un giocatore che in Serie B è sprecato, capito? È un peccato vederlo in queste categorie Fabio, Però capito? bisogna iniziare, ti devi mettere sempre in discussione, no? Non è che
si arriva facilmente, sai che benissimo magari puoi cambiare categoria, l'abbiamo visto con Tutino, no? Tutino è andato a Verona, lì ha fatto la panchina, poi è andato lì, adesso fa la panchina a Tempoli, non è Però ti assicuro che Rivière fa giocare la squadra, è un fuori classe per questa categoria. Ti dico una cosa, che da quello che ho visto in campo, ma da più partite, è un giocatore che sa dove va la palla, non perde mai la palla. Non perde un pallone, protegge, fa girare la squadra e poi è un uomo gol impressionante. È una vipera, Certo. È un avvoltoio. Allora, chi c'era il microfono? Claudio, allora sentiamo l'avvocato Tocci, poi facciamo un altro giro con gli ospiti. Dico che hai fatto bene a invitare, io sono contento di aver conosciuto il dottore Basta, sì. Il dottore. Grazie. Perché? Ti dico subito perché. No. In primo piano, quando si parla di una squadra, ci sono i giocatori, ci sono l'allenatore, il presidente, però si sottovaluta spesso il lavoro di cui è dietro le quinte. Quindi questo momento di celebrità che ti conosco è importantissimo, perché quelli che lavorano dietro le quinte sono più importanti dei protagonisti, perché le prestazioni dei giocatori sono dovute all'allenatore dei portieri, al nutrizionista, al massaggiatore, al medico, preparatore, sì. Quindi nell'armonia della squadra bisogna trovare questo rapporto. Claudio, ti devo avvicinare il microfono. Sì, questo rapporto sinergico fra chi opera dietro e chi diciamo, si espone poi alle critiche. Io vorrei introdurre un altro argomento di discussione. Io mi auguro che venerdì la partita del 31 mandino un arbitro all'altezza della situazione, perché diceva il dottore lo Stato è una squadra ostica, una squadra che provoca, che picchia, quindi non bisogna cadere nella trappola del nervosismo e quindi giocare di tecnica come hanno fatto, giocare di testa, giocare come hanno fatto la partita di ieri, che però è passata sotto. Io la vorrei esaltare, perché questa non è stata una partita, è stato un capolavoro tecnico e tattico, perché non so se avete notato, c'era non un pressing asfissiante, però su ogni portatore di palla dell'Empoli andavano a turno 1 o 2 giocatori che ne disturbavano la giocata, la ripartenza. Sì. Di ripartenza invece noi ne abbiamo fatte in maniera proprio stupenda, e infatti Baez ha fatto lo stesso gol che aveva fatto prima, ha fatto metà campo e poi ha segnato, e quindi questa partita, diciamo, dovrebbe essere incorniciata. È rimasto essere fatto anche il cronista, perché ha detto che era indiscutibile che il Cosenza in questa fase era la migliore squadra che avesse mai visto. Complimenti al nutrizionista. Se poi una dieta per gli anziani. In realtà sì. Ce n'è qualcosa per gli anziani? Sì, ovviamente l'approccio nutrizionale di oggi è multidisciplinare. Questo sì, perché la disidratazione purtroppo ha effetti negativi sull'organismo. Comunque l'approccio nutrizionale di oggi è quello individualizzato, non esiste una dieta uguale per tutti, non esiste un'alimentazione uguale per tutti, ma esiste un approccio individualizzato in base al background clinico, in base alle proprie abitudini, in base ai livelli di attività fisica, quindi ognuno ha delle proprie necessità. Vogliamo ricordare che l'attività fisica è importante, come ha detto anche il nostro cardiologo. Assolutamente sì. Dire, oltre alla nutrizione a un certo livello bisogna anche camminare. I fattori modificabili su cui noi possiamo andare a lavorare per prevenire le condizioni croniche di oggi, che sono quelle cardiovascolari, il diabete, i tumori, le nefropatie, sono l'alimentazione, è lo stile di vita, quindi attenzione ad alcol e a fumo, ed è l'attività fisica regolare. Bastano veramente 30 minuti al giorno
per avere compiuto appunto l'attività fisica quotidiana. Cosa mangiano questi calciatori? Che alimentazione stanno facendo in questo momento? Anche in questo caso non esiste cioè capite che c'è un lavoro dietro individualizzato, perché non c'è una linea. Ognuno ha delle proprie esigenze, ognuno ha delle proprie. Ma tu ognuno hai dato. Sì. Diciamo una tabella? Sì, ognuno è individuale, nel senso per ogni calciatore esistono delle esigenze che sono state calcolate sulla base della composizione corporea, sulla base del ruolo, sulla base della spesa energetica durante la partita, quindi ognuno è individualizzata la cosa. Però, ripeto, alla base di un'alimentazione di qualsiasi sportivo esiste ecco, un fattore che molti sottostimano, che sono i carboidrati. Okay? Quindi pasta, pane, riso, soprattutto integrale, perché poi l'integrale ha delle proprietà differenti, soprattutto nel preallenamento. Anche le tempistiche sono importanti di introduzione degli alimenti. Bene, però in questo frangente, in questo periodo in particolare, i carboidrati sono di un'importanza fondamentale proprio per il recupero muscolare, per il recupero delle energie. Quindi posso dire con certezza che durante questo periodo sicuramente i carboidrati non mancano ai nostri ragazzi. Hai visto che bella, abbiamo capito anche come funziona. C'è una telefonata? Allora sì, intanto c'è un'altra telefonata. Pronto? Buonasera. Aspettiamo che qua stanno chiamando tutti. Buonasera, con chi abbiamo il piacere di parlare? Aldo da Cosenza. Ciao Aldo, cosa volevi dirci? Volevo dirvi che ieri è stata una partita per me scioccante, non me l'aspettavo proprio. Certo, quindi sei felice di questo risultato che hanno portato a casa i nostri lupi? Sì, penso, non dico con certezza, ma quasi, che potremmo salvarci in modo diretto. Certo, in che modo pensi? Il risultato non ve lo so dire perché sono molto superstizioso. Certo. Va bene. Va bene. Grazie per la telefonata, Aldo. Grazie per averci chiamato, Aldo. Una buona serata. Allora, Roberto Tuscolano, anzi, grazie. Prego Roberto, cosa vogliamo aggiungere e cosa vogliamo dire ai tifosi? Perché magari adesso parliamo dei calciatori, che i tifosi stanno soffrendo tanto, e devo dire che c'è stato il primo gol di ieri, sì, c'è stato un boato qui in città, l'hai sentito anche tu, no? Voglio dire, cose di altri tempi. Questo la dice lunga sull'attaccamento a questi colori rosso-blu della città. Ma perché parliamoci chiaro, Fabio, nessuno credeva nella rimonta del Cosenza, io anche ero molto scettico perché era difficilissimo recuperare quei punti. Adesso sta avvenendo con lo sportivo e la gente è entusiasta, ogni gol senti boati da tutte le parti della città. Io abito su Viale Parco, Fabio, ogni gol del Cosenza c'era un boato e speriamo di esplodere definitivamente venerdì sera contro la Juve Stabia per mettere fine a questa splendida rimonta, Fabio. Ce l'auguriamo un po' tutti. Naturalmente. Fabio, intanto c'è un'altra telefonata. Aspettiamo un'altra telefonata perché c'ho Gianni Di Marzio in diretta e poi sentiamo anche l'altro ospite. Gianni, buonasera e benvenuto in diretta. Gianni, mi senti? Adesso sì. Sì, però ti sento, ma ti sento adesso ti sento bene. Gianni, come stai innanzitutto? No, siamo lontani ma siamo vicini con il cuore e con l'amore e con i sentimenti più affettuosi verso questo Cosenza che ha fatto delle cose straordinarie. Veramente bisogna battergli le mani all'allenatore, a questo bravo ragazzo che si è evidenziato un ottimo, eccellente allenatore, e in più ai ragazzi che effettivamente hanno tirato fuori tutto il loro valore, il loro talento, ma principalmente il loro orgoglio. Si sono battuti per la maglia rosso-blu e hanno ottenuto dei risultati eclatanti, quindi bravi ragazzi, ma non molliamo però proprio in questo momento, perché il Cosenza potrebbe effettivamente salvarsi anche senza fare i play-out, ma deve andare in campo con la Juve Stabia senza fare calcoli, senza pensare a niente e stare solamente lì a impegnarsi per vincere la partita, e dopo si vedrà che hanno fatto gli altri. Bravo, è così, hai detto parole sacrosante, ma anche il Chiuzzi l'ha detto, bisogna stare concentrati perché è una partita, come anche ha detto l'avvocato Tocci poco fa. Se non sei concentrato adesso
salvare, quanti devo concentrare? Ci mancherebbe altro. Adesso bisogna dare il doppio di quello che è stato fatto fino a questo momento, altrimenti non è valsa niente, se non ti salvi, voglio dire, nessuno si ricorderà della vittoria che ha fatto a Empoli, a Pordenone, o delle belle cose che ha fatto questo allenatore giovane e bravo. Quindi onestamente bisogna ottenere il risultato si ottiene solamente giocando 90 minuti di fuoco, veramente giocando con intelligenza, perché la West chiaramente farà di tutto pur di vincere la partita dopo aver perso in casa proprio una partita che pensava forse di vincere con la Cremonese, quindi verranno anche loro con il dente avvelenato e con il coltello tra i denti, quindi, quindi il Cosenza sa di aspettarsi una squadra davanti che lotterà, battaglierà per cercare in tutte le maniere per andare ai play-out e deve sapere che deve vincere questa partita, ma giocarla con intelligenza, tenendo sempre su, diciamo, sostanzialmente quello che è il temperamento agonistico che in queste gare è la componente migliore. Senti Gianni, l'avvocato Tocci parlava e diceva speriamo che la Lega manda un arbitro, diciamo, importante, un arbitro vabbè, perché ma queste cose passate, no, perché sai un giovane. Io mi auguro che questa, perché è una partita, come dicevi anche tu, secondo me difficile. Ma questo è sicuro, dai, stanno facendo le cose fatte per bene, l'arbitro sarà all'altezza della situazione sicuramente, poi sai, potrà sbagliare in una maniera o nell'altra, ma certamente questa è una gara determinante per la salvezza, vuoi che non venga un arbitro buono, ma sicuramente manderanno un arbitro di esperienza, non un giovane qualunque. Ma speriamo bene. Gianni, tu sei a Sermione, so che sei fuori, però ti volevo lasciare il microfono e il telefono per fare un saluto a tutti i tifosi cosentini che ti ricordano sempre con grande affetto. Ma ci mancherebbe altro, ma io ho il Cosenza nel cuore, questo è fuori di discussione. Ho fatto la mia pandemia all'hotel Vigilia per ben 3 mesi, lo so. Quindi ho seguito molto da vicino quelle che erano le vicende dello stesso Cosenza. Adesso, meno male che la squadra è riuscita a risollevarsi e ti dirò di più, mi ero preoccupato proprio per la sconfitta in casa, se non sbaglio proprio con l'Ascoli, altrimenti ci sarebbero già salvati, però sai, quella sconfitta ha tirato... no, ma è stata anche diciamo, una spinta in più a fare meglio per il fatto che poi hanno dimostrato, giocando bene a calcio contro squadre anche di elevatura superiore, hanno vinto, quindi questa è la dimostrazione che il Cosenza è una buona squadra e mi chiedo come mai non si era espresso così né con Braglia né con Molon. Evidentemente adesso hanno recuperato un po' degli infortunati, si sono resi conto che è una squadra forte che si poteva salvare, l'allenatore gli ha messo in testa che è un mondo di gioco, tra l'altro più consono alle loro caratteristiche, la squadra come vedi sta volando, ma ti ripeto, la squadra solamente al risultato acquisito possiamo dire che il Cosenza quest'anno ha fatto un miracolo. Olciuzzi e tutti quanti gli altri, complimenti a loro e battiamo le mani comunque vadano le cose. Va bene, grazie Gianni Di Marzo, ti saluto, grazie. Un abbraccio a tutti, un abbraccio. Ciao, allora, intanto abbiamo un'altra grazie Gianni, telefonata, Massimo allora, da Montalto, credo. Buonasera. Buonasera a tutti voi, sono Massimo Dione Salve e chiamo da Settimo di Montalto. Volevo dire solo 2 parole, sto ascoltando un pochettino in giro per le strade, sui social, che si parla, diciamo, che Occiuzzi pare abbia ricreato il gruppo. Io ritengo che questa sia una verità a metà, nel senso che sì, è vero che ha ricreato il gruppo, però non possiamo non dire che questa è una squadra forte, è una squadra molto forte e probabilmente neanche noi tifosi fino a qualche domenica fa ce ne eravamo no, guarda, allora io non sono d'accordo, no, aspetta un attimo. Era stata costruita per ben altre ambizioni, non è così, quella della retrocessione, ma né Braglia né il buon Villon erano riusciti, allora, guarda, diciamo, Massimo, a scusami, quindi complimenti veramente grandi a mister Occiuzzi, che sì, ha creato il gruppo, però riesce a far esprimere la squadra, insomma, come deve. Ricordiamo pure che Occiuzzi sta facendo a meno di Canotè, sta facendo a meno di Pierini, sta facendo a meno di Masciasci, eppure queste assenze non le soffriamo, anzi si vede, più si giocano le partite e più si gioca meglio. Dico che siamo forti perché ieri abbiamo fatto un calcio champagne,
e per fare un calcio champagne non basta il gruppo, deve avere gli uomini, deve avere la tecnica, deve avere gente forte. Ieri abbiamo demolito una corazzata, sembravamo noi la squadra che lottava per la Serie A, non certo per la retrocessione. Io mi auguro una sola cosa, che non vanifichiamo tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi, questa splendida cavalcata, che insomma i ragazzi rimangano con i piedi per terra, umiltà, lavoro, quello che professa sempre mister Occhiuzzi, perché la partita con la Juve Stabia è la partita che diciamo è la partita va dell'anno. Bene Massimo, grazie per la grazie. Grazie Massimo, perché c'è Pino Citrigno. Grazie. Saluta Massimo. E poi tutti attaccati sui PC, sulle radioline, sui media. Va bene, grazie, alla prossima, grazie Massimo, ciao. Allora, approfitto perché guardate qua che ho beccato su Corso Mazzini. Complimenti a Fabio per la trasmissione. Grazie. Dà la possibilità a noi tifosi di esprimerci, e questo è bello ed è importante, avere un dialogo e riuscire ad esprimere le proprie opinioni. Anche questo ci fa attaccare ancora di più a questi meravigliosi colori. Va bene, grazie. Allora, poi guardate qua, io ho trovato De Laurentiis, il nostro De Laurentiis cosentino, che è Pino Citrigno. Come stai Pino? Ma dove sta andando? Alla banca, si chiude il mondo dei paschi, dove sei? Sì, prelevare i soldi per fare la nuova squadra. Come stai Pino? No, sto bene, sono contento perché qualche settimana fa che eravamo qua un tifoso parlava che i giocatori non sudavano la maglia, che giocavano contro la squadra, che giocavano contro la città, che non si impegnavano. Io dissi che secondo me non esiste un calciatore tutto in Serie B che non si impegna, e i risultati poi sono questi, quindi cerchiamo di stare belli uniti, compatti, non fare le polemiche inutili, di stare vicino a questa squadra, soprattutto di stare vicino a un grande ragazzo e un grande uomo che è Roberto Occhiuzzi, che gli ho fatto i complimenti qualche settimana fa quando perdemmo con l'Ascolo dicendo che non doveva demordere, che lui più che prima di essere un giocatore, un allenatore, Roberto è un grande uomo, un grande ragazzo, e lo ha dimostrato poi subito dopo Ascolo, perché nessuno gli credeva più, che molti lo stavano cominciando a criticare, invece dobbiamo stare tranquilli e toglierci noi cosentini questo vizio che alla prima sconfitta critichiamo, poi dopo 3 vittorie diciamo che sono i grandi campioni. Ti faccio una domanda da €1 milione, perché qualcuno diceva ma poi lo stesso, tanto Guarasci deve andare lo stesso, come la vedi che poi chi c'è dopo Guarasci? Guarda, allora in questo momento è inutile parlare di società, come parlavo sempre di imprenditori, di programmazione, eccetera. Adesso pensiamo che la prossima partita è per noi una finale dei Champions, perché se vinci ti salvi e se perdi retrocedi, quindi non cominciamo a fare i soli voli pindarici, stiamo con i piedi per terra, stiamo vicino alla squadra. Oggi c'era un post che i tifosi del Pisa hanno scortato la squadra fino allo stadio, facciamolo anche noi con la Juve Stabia e pensiamo a salvarci, poi per la programmazione si vedrà. Allora venerdì c'era tutti fuori lo stadio a tifare per il Cosenza. Facciamo sentire l'urlo. Esatto, bravo. Poi si pensa alla programmazione. Vuoi salutare qualcuno, prego? No, voglio salutare tua moglie che ti sopporta. Ma ti hanno riconfermato la Fermi Commission? Ancora no, aspettiamo. Però vi do una notizia in anteprima. E la do alla tua trasmissione. Sì, che è successo? Per la prima volta la Calabria avrà un film girato in Calabria, sostenuto dalla Calabria Film Commission, in concorso ufficiale a Venezia. Oggi c'è dalla conferenza stampa, avremo Padre Nostro di Claudio Noce con Pierfrancesco Favino, che sarà in concorso ufficiale a Venezia. Che bella notizia. Sarà riconfermato sicuramente. Grazie, hai lavorato bene, quindi grazie a Pino Citrigno. Allora ci dobbiamo fermare forse per la pubblicità. Chi è arrivato? Sono arrivate i Flavioli, la pizza, la pizza che fanno loro. Che vi dico, la locanda, siamo qui a Cosenza in Corso Mazzini in questo momento, e allora c'è un signore che ha chiesto un primo piano, è stato accontentato, 5 euro alla cassa per favore, perché i primi piani costano 5 euro, se volete una mansardina 12 euro, vabbè, comunque scherzo a parte, no? Ridi, perché ridi? C'è una sua telefonata? No, ci sono dei saluti che...
Volevo fare dei saluti Sì, agli prego, amici di Grisolia, Lido e Gemelli, Salvatore, Giada e Danilo, un forte salutiamo gli amici abbraccio. di Grisolia, anche quelli di Camigliatello. Anche di Diamante, Girella vabbè, e Praia. li salutiamo tutti. Allora, anche perché Cosenza ha tifosi dappertutto. Saluto il mio amico Mimmo che sta in giro per Corso Medici, i due Antonio al prezzo di uno. Vabbè, ci fermiamo un attimo, una breve pausa pubblicitaria, ritorniamo subito dopo, sempre qui in diretta dalla locanda in Corso Mazzini a Cosenza. A fra poco. A fra poco. Buonasera e ben ritrovati cari amici telespettatori, siamo sempre in diretta, ricordiamo, dalla locanda Corso Mazzini, al Lupo in Tour, sono in mezzo ai pini, adesso vedrete il nostro bellissimo logo, il bellissimo lupo che spero ci porterà fortuna per questa nostra ultima partita che andremo a disputare venerdì, ricordiamo 31 luglio. Ovviamente noi poi ci rivedremo. Guardate, quello che state vedendo, Corso Mazzini, ma io volevo rubare un attimo e dire il microfono a Erika, perché Corso Mazzini è pieno, veramente c'è un sacco di... Stasera siamo circondati. Veramente, anche qui la locanda. Nessuno è andato al mare, sono tutti qua. È buono, abbiamo detto della pinza, ma adesso ve la faccio vedere, la pinza questa con la mortadella, se non mi sbaglio, il pistacchio di Bronte, è qualcosa veramente di unico, perché è super... Com'è, avvocati? Dite la verità. Ottima, buonissima. La verità, alti livelli. Sì, che poi dopo io chiedevo a Daniele Basta, sì, naturalmente sì, nutrizionista, l'abbiamo detto più volte, ma dici uno ogni età, vedi una cosa, chi sta, devi pure mangiare ogni tanto, non spizzico. Ma assolutamente sì, deve esserci, anche perché, ripeto, la convivialità fa parte della dieta mediterranea, no? Quindi una tantum va bene, ovviamente mangiarla regolarmente. Però scusami, Dani, chi non ha problemi, tipo Tuscolano, che secondo me si sta scialando, state detto in dialetto, perché si sta scialando. Mangiarla, spero ci sia un dispendio energetico tale da poter... allora se uno ha un soggetto ha un dispendio energetico tale da poter introdurre tutta questa energia, ben venga, no? Però deve esserci un dispendio energetico adeguato. Certo, se noi abbiamo una macchina, la teniamo ferma, non è che continuiamo a dare benzina alla macchina, no? Sì, ovvio, certo, Ovviamente. Bisogna andare andarci con i piedi di piombo, noi, anche con tutto, non bisogna esagerare. Però hai fatto un passaggio importante, quindi sicuramente anche per i calciatori deve essere. Poi i calciatori in questo momento arrivano anche a quantità di pasta importanti, quindi... Senti, più tardi arrivano i pennoni, questi pennoni che fanno qui la locanda, che quando li vedi ti muori. Magari... un pennone di chili, insomma... lo introdurrei a pranzo a cena. Un pennone, che più tardi arrivano i pennoni. C'è una telefonata, sentiamo che abbiamo, poi sentiamo il dottor Buonasera, prego. Abbiamo il piacere di parlare. Buonasera, sono Sergio Fiorentino, buonasera a tutti quanti voi. Buonasera Sergio, benvenuto in diretta. Cosa voleva dirci Sergio? Volevo dire che siamo in attesa di questa partita, che è una partita che comunque ci giochiamo il campionato per 90 minuti e quindi speriamo di superare questo ostacolo e poi programmare in futuro una squadra migliore che possa, perché no, anche noi andare in Serie A, ce l'auguriamo. Come il Crotone, del resto bisogna programmare. Grazie, Sergio, da dove chiami? Da dove sei? Da dove chiami? Dove sei? Sono nella Presira con amici, siamo in una pizzeria e quindi ho approfittato per salutare l'amico Fabio Ippolito. Hai fatto bene, grazie, una buona serata anche a voi. Grazie pure a voi, buona serata. Buona serata, allora. Salutiamo la Presila, ma salutiamo tutta la Calabria, perché sapete, TEN è visibile in tutta la Calabria. Abbiamo avuto anche ospite del Mimmo Toscano qui da Lupo al Lupo, che sapete la regina è andata in Serie B, è ritornata dopo tanto tempo, come il Crotone ritorna in Serie A, quindi speriamo che anche noi restiamo in questa categoria, l'augurio che si fanno tutti i tifosi. Dottore Spadafora, prego. Sì. Certo, facciamo questa analisi, diciamo, perché Gianni Di Marzio l'ha detto, ancora non abbiamo fatto niente. Esatto. Non abbiamo fatto niente, questo scorcio post-Covid praticamente dice che noi siamo primi in classifica, però nella classifica reale ancora siamo lì, quindi non abbiamo fatto veramente niente. Allora, noi venerdì abbiamo a disposizione 2 risultati su 3, con la vittoria forse potremmo salvarci direttamente, però una mano ce la devono dare anche Venezia e Chievo Verona.
perché rispettivamente il Venezia gioca contro il Perugia e il Chievo gioca contro il Pescara. Se queste squadre che giocano in casa dovessero vincere e noi vincere contro la Juve Stabia, potremmo salvarci direttamente, altrimenti potrebbe bastare anche un punto e i play-out sono garantiti. Poi io direi una cosa, che praticamente in questa classifica post-Covid il Cosenza ha fatto 19 punti, la Juve Stabia invece ne ha fatto solo 5, quindi questa classifica se rispecchia i valori in campo non ci dovrebbe essere storia fra Cosenza e Juve Stabia, i lupi più forti, le vespe più scarse. Senti, abbiamo lanciato questa cosa, come diceva anche poco fa, di stare tutti vicino, andare tutto allo stadio, come la vedi sta cosa? Sì, certo, bisogna incitare, farsi trovare lungo Viale Magna Grecia per far sentire, anche se il caldo c'è, fare sentire il calore del tifo ai propri beniamini che sono i calciatori. In altre occasioni, sì, certo. Ma secondo me forse venerdì ci sarà più gente. Io penso proprio di sì, io penso di andarci. Io penso di andarci e di dare il mio piccolo contributo. Michele, allora prego, che vuoi dire su questo? Sì, io addirittura c'ero ad accogliere il Cosenza la scorsa volta quando ha giocato contro il Pisa, non eravamo in molti ma sicuramente calorosissimi, credo che ci voglia anche questo contro la Juve Stabia, perché è una partita fondamentale, una partita che racchiude tutta una stagione e magari può essere la partita che ti dà o il viatico per rimanere in Serie B o addirittura per andare a fare altre 2 partite il 7 e il 14 agosto. La cosa buona secondo me è che dopo tante diciamo domeniche, dopo Empoli ci siamo ritrovati fuori da chi scendeva direttamente. Quindi il 7 si giocherà i play-out, il 7, venerdì 7 e 14, venerdì 14 sì, agosto, finisce più. Speriamo di scongiurare questi play-out. E sono d'accordissimo con Occhiuzzi quando dice questa partita è la più difficile perché sei arrivato e puoi avere anche un piccolo rilassamento. Io allora dico affrontiamo veramente questa come la partita, l'ennesima partita della vita, certo. È importantissima e poi dopo, una volta vinta, ci mettiamo davanti al televideo e andiamo 2-0-9, 2-0-10 a fare i conti per vedere se non giochiamo più. Allora, ci sono messaggi, un mio amico che lo saluto è da Acri, che è Pasquale Fusaro, un grande tifoso del Cosenza, lo salutiamo anche a loro, un abbraccio ai ragazzi che ogni settimana, quando è stato possibile, erano lì alla tribuna, li salutiamo questi ragazzi. Pasquale Fusaro dice: buonasera Fabio, a te e ai tuoi ospiti, volevo fare i complimenti al Cosenza per la bella vittoria di ieri, quindi ancora forza Cosenza, crediamoci fino alla fine. Poi c'è Gennaro, che saluto, Gennaro è assaporito di rende, forza Cosenza, la Juve Stabia ce la mangeremo viva, pure morta la stessa cosa, l'importante è che mangiamo. Allora, c'è una telefonata, chi c'è? Vabbè, no, allora, stanno arrivando anche a me dei saluti. Salutiamo il Mac di Zumbano che ci sta guardando, sì, ci sta seguendo. Va bene, un abbraccio a tutti voi. Allora, prego Roberto Tuscolano. Roberto, tu sei un grande tifoso del Cosenza, lui sapete c'è un'edicola storica, no? Possiamo chiamarla così. Sono i tifosi storici che è Elio, visto che qua salutiamo Elio Principato, con Antonio Tocci, da tanti tifosi che hanno seguito questa squadra, ma tutti i tifosi che veramente hanno rinunciato in settimana anche a una pizza, a una birra o a un'uscita per seguire la squadra fuori casa. Questo lo dobbiamo ricordare, sono molti di questi tifosi che hanno fatto questo e noi li salutiamo. E io infatti non a caso ieri in conferenza stampa, le domande che hanno fatto tutti, ho chiesto semplicemente questo, ho detto un pensiero Roberto a questi tifosi che soffrono da casa e non possono tifare. Che vogliamo dire a questi tifosi? Ti assicuro che Torino Tocci e dello Principato soffrono veramente, io sono onorato che mi hai paragonato a loro, ma non mi posso neanche avvicinare alla loro fede, perché loro sono veramente, vivono per il Cosenza, hai capito Fabio?
e li salutiamo sperando che anche loro avranno questa immensa gioia venerdì sera. Ma io questo ti voglio dire, ecco, c'è stata diciamo durante l'anno un po' di malumori, ci sono stati, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Molti mi hanno scritto anche addirittura dicendo ma questi che criticavano i calciatori sono andati via, cioè, in realtà anche in questa trasmissione hanno criticato i calciatori, ci sono stati degli ospiti che hanno criticato i calciatori, ma poi le trasmissioni si fanno perché ci sono anche le critiche, quando fai bene ti osannano, quando sbagli ti criticano, ma le critiche che sono state fatte molte volte erano rivolte in modo particolare a Canutelo, diciamo, e a Pierini. Assolutamente sì. Questi due calciatori che poi fra l'altro, vedi, non lo so, uno ha abbandonato il campo, l'altro, non so, pare che non stia bene, però in qualche modo erano queste. Fabio, io penso che nessuno critichi mai Idda, giocatore secondo me è un mio parere personale, non da Serie B, che però con l'impegno e l'attaccamento alla maglia per me potrebbe giocare anche in nazionale, quindi nessuno potrà mai criticare Idda. Se noi abbiamo criticato Pierini e Canutella l'abbiamo fatto per una ragione e poi si è visto il risultato, scarso attaccamento alla maglia e scarsi risultati in campo. Non è una critica, è una critica mirata, sì. Noi sappiamo quello che diciamo, Idda forever, ma non quei due che hanno lasciato la barca mentre affondava, hai capito? Sì, è questo che però in realtà non so come l'ha detto prima, un telespettatore è chiamato e ha detto che questa squadra molto probabilmente non Occhiuzzi ha fatto bene, però è una squadra buona. Squadra buona si sa che naturalmente fino al post-Covid erano quelli i punti, parliamoci chiaro, a prescindere di Braglia, Pillon o meno, adesso è un'altra squadra. Uno si chiede e dice, anche Massimo dice, forse Massimo si chiama, ma se questi erano buoni, perché sono usciti ora? Questa è una domanda da Fabio, lo vogliamo dire che abbiamo preso dei giocatori non al massimo della forma, che erano stati fermi, che non giocavano da tempo. Lazzar è il caso più eclatante, Lazzar è un giocatore di categoria superiore, però l'abbiamo visto, quando entra non fa mai la differenza perché è stato fermo, io non ce l'ho col giocatore, però Rivière quando ci ha messo per diventare Rivière? Ma lo stesso anche Casasola. Lo stesso Casasola adesso è un mostro, ma anche lui ha impiegato un po' di tempo. Asensio è un altro grande giocatore, non dimentichiamo che Asensio ha fatto 2 gol fondamentali nel 93esimo per i Lupi, però erano giocatori fermi, giocatori che non avevano anche a detta sua, a Pisa non ho fatto una partita, certo. Noi abbiamo fatto una campagna acquisti, diciamo disordinata, dai, per non criticare Guaraci, disordinata. Certo. Non mirata, per essere gentili, perché adesso venerdì c'è la partita decisiva, quindi dobbiamo essere morbidi, positivi. Non ci dimentichiamo quante persone eravamo a Camigliatello con ragazzi della primavera e ci fermiamo qui perché deve essere una settimana distensiva, dobbiamo parlare solo bene e incoraggiare i Lupi. Volevo fare un complimento a Roberto Chiuzzi, che è un ragazzo che conosco da una vita, mi ha stupito, è fenomenale, sta portando... Ma quante persone hanno detto? Dice, ma assolutamente, ne ho sentiti 160-170 al giorno, allora, però qual è la cosa bella? Che Roberto Chiuzzi adesso io ho detto questo al Presidente quando ho avuto in trasmissione, abbiamo fatto uno speciale a Lupo nel periodo che non eravamo in noi, e ho detto questo, diamo la possibilità anche a questi giovani nostri calabresi, no? Di farsi avanti, perché devono andare tutti fuori? Ma io sto parlando non soltanto per Occhiuzzi, no? Ma adesso lui ha dato la possibilità a Occhiuzzi è entrato di diritto sul mercato calcistico, come del resto anche tanti professionisti come Daniele, come altri luminari, ingegneri, avvocati, medici, abbiamo veramente delle eccellenze in Calabria. Ce l'abbiamo qui, poi vanno fuori, ma quello è di cos'è? Quello è di Reggio Calabria, quello è di Crotone, nessuno è profeta in patria. Ci voglio dire, viene di Catanzaro, e in poche parole, e noi restiamo sempre gli ultimi, questa Calabria sempre. Però Chiuzzi è l'eccezione che... guarda qua che ti arriva, guarda, vieni, guarda qua. Luca, guarda che ti ha portato, come promesso, lui è grande tifoso del Cosenza. Forza Lupi. Allora, guarda qua.
Questi Cosa ci hai portato? i pennoni. Sono i pennoni, ma non si vede, allora mettiamo che facciamo, prego. È pure l'Inter, Luca, però, è grave. È di l'Inter? Sì, e allora va bene, Luca, va bene così. Questi sono i pennoni della locanda, i pennoni di Napoli, dicevano una volta c'erano sti pennoni, vedi Daniele? Ma tu mi dici, no? Poi Daniele, io non è che ti voglio provocare, però non che vede un pennone chi che devi fare? Aspetta, che deve fare? Deve andare a correre il pomeriggio, ok? Fammi 10 km e poi li puoi mangiare. 10 km tranquillo. Mangiato, io ne faccio pure 20, Daniele, sì. Ok, sì, se li fai 20 km tranquillamente. Qua parlano, questi sono i pennoni che parlano, comunque qui alla locanda le tradizioni di una volta che rimane sempre nella storia, insomma, con le polpette, i pennoni, alla locanda, veramente eccezionale. Allora, Fabio, intanto scusami se ti interrompo, Michele. Ci mandano i saluti da Gioia Tauro, Anna Pilè e da Marano Mirko De Rose, che salutiamo tantissimo, i nostri tifosi affezionati, grazie. Allora, avvocato Tocci, dovevi parlare, Michele stava dicendo quello, prego. Io mi aggancio a quando diceva prima Roberto, per dire anche un'altra cosa. Che aspetta, essere... Michele, guarda, ti dico una, tu pensa, no? Uno da casa che vede un pennone che mo io devo stare qua, no? Come fa un team, mo tu mi devi dire, Roberto, dimmi, tu stai guardando, perché io ti vedo che tu non lo senti a Michele. Non lo guarda a Michele. Quindi Michele, adesso si parla, non ti ascolta nessuno, vabbè, prego, ti ascolteranno da casa, vai, prego. Forse l'equilibrio è la cosa più positiva che bisogna utilizzare, perché non bisognava dire Brocchi prima, fortissimi adesso. La verità è sempre in mezzo, anche perché sbaglio l'ultima partita di campionato per noi diventa vitale. Sì. Quindi se la tifoseria ha criticato un motivo sicuramente c'era. Certo. È inutile che adesso ci nascondiamo dietro un dito perché c'è. Siamo qui sperando di riuscire a vincere una partita che è l'ultima partita del campionato di Serie B. Francamente in seguito noi non vorremmo che soffrire in questo modo, assolutamente. Ma questo penso che è un messaggio che è arrivato già il Presidente, io non penso che uno fa una squadra per retrocedere, nessuno, ma nemmeno i calciatori vogliono retrocedere. Io prima quindi... mi sono sbilanciato, e forse ho sbagliato perché bisogna innanzitutto salvarci, però diamo un'occhiata già a questo gruppo ha delle eccellenze, un Rivière facciamo in modo che rimanga qui. E non è vero che non può rimanere, perché a Cosenza si trovano bene, ci vogliono le condizioni per farlo restare, magari programmare campionati importanti. Volendo essere ottimisti con questa partita, la programmazione la devi fare già fra 10 giorni. E come ti dicevo prima, non è che praticamente devi programmare già da ora, perché è così. Tu questo gruppo lo devi confermare in blocco. I giocatori già ce l'hai, non ne devi fare più calciomercato. Come l'anno scorso. Aspetta, non parliamo di questo perché sennò diciamo in un contesto che il calciomercato ha voglia, ce n'è tanto da fare. Il calciomercato lo fa più. Prego, allora, avvocato Tocci. Allora, io devo dire una cosa, il discorso che vale per te, che operi dietro le quinte, vale anche per questa trasmissione, perché è successo è dovuto anche a chi opera dietro le macchine, alla regista che adesso è un poco distratta e la volevo salutare. E poi Fabio, siccome stiamo facendo i complimenti a tutti, io se mi permette li vorrei fare a te. Sì, perché innanzitutto guarda, la prima volta che ti ho visto ho detto questa persona sa fare la televisione. Ma sono passati 27 anni. Ti ho mandato pure la fotografia. Sì, ho visto, ma una foto di quando eravamo allo studio di Tenne, all'epoca, il primo al lupo, abbiamo fatto a Tenne. Non so se ce l'ho, te la faccio vedere, qui se riusciamo a farla vedere. Vediamo la foto se storica, l'ho appena vista. È una foto, guarda, bellissima. veramente, l'avvocato l'ha trovata nel suo... Sì, è molto giovane. Aspetta un attimo che la troviamo. È veramente bella, sono passati tanti anni, Claudio, su 27 anni. Qua c'era, ecco qua, c'era Divina Catanzaro, non so se riusciamo a fare... Allora, aspetta, vediamo se la giro così. Vediamo se ci riesco. C'erano le ballerine, avevo portato le ballerine, abbiamo messo, eccola qua, guarda, se riusciamo, erano le studio di tennis, c'era anche Novello qui, Gigi Novello, c'erano, ecco, vedete,
c'erano le ballerine, Divina, c'era Michele Cava come Leonetti ancora che Cennamo, si vede c'era Cennamo pure. C'era anche Aldo, c'era Leonetti, eccoli qua, che ancora sono lì a Tenne, Michele. Io ti seguivo, ero bambino. Piero Arena, come no, Piero Arena. Allora fammi dire di te, Fabio, ho detto che tu sapevi fare la televisione. Anche questa impostazione di questa trasmissione è geniale. È geniale perché è open, quindi hai visto, sono passate delle persone in un corso Mazzini pieno di vita. Fai vedere un po' la città, ecco. Finalmente le hai intervistate, quindi questa è anche stata una tua intuizione. Peraltro tutte le trasmissioni abbiamo fatto la radio, anche con fatto la radio, Sound, abbiamo fatto la radio Sound, diretta stadio, insomma, hai fatto questo, stai però, facendo, vabbè, aspetta, basta, questo, basta, no, te lo meriti. Questa ultima trasmissione Obiettivo Turismo, il graffiatore, insomma, la sai fare la televisione. Grazie. Poi volevo riprendere quello che ha detto Roberto, il mio carissimo Roberto Tuscolano, che mi assiste nella cultura. E allora, guarda che Riviera ha fatto un gesto tecnico quando colpo ha fatto di il testa. gol. No, Vabbè, colpo di testa. Anche di testa, ma la palla era dietro. Era dietro, bravo. Quindi ha fatto una torsione e l'ha preso con la tempia. Bravo. Questo senza sottovalutare l'importanza, senza l'importanza degli altri. E poi, per finire, i pennoni mi fanno venire in mente una battuta di Alberto Soldi. È mai provocato, mo te magno. Sì, no, guarda, veramente comunque complimenti qui alla locanda con le tradizioni nostre cosentine. Vi ricordo che siamo in diretta da Cosenza, dalla locanda, sono le 22 quasi e 20, mancano 5-6 minuti alla fine della trasmissione, c'è tantissima gente anche per la città. Se riusciamo a far vedere anche la città, magari con qualche ripresa in sottofondo, veramente tanta gente, Cosenza è piena. E questo va dato atto anche a chi naturalmente in questi anni ha gestito la città, perché la movida, se così possiamo dire, è qui nel centro cittadino. Allora, prego Avvocato Spadafora, lo salutiamo, Avvocato Spadafora è un bravissimo amico dei vecchi tempi. Allora, prego Dottore Spadafora. Allora, che vogliamo dire? Siamo al giro finale, prego. L'augurio è che possiamo salvarci direttamente per il bene dei tifosi, della società, della città. Cosenza merita e quindi praticamente noi abbiamo questo calcio, questa distrazione, fatemi passare questa parola, questo hobby, per usare un tono sarcastico. Ma scherzi a parte, veramente, dobbiamo cercare di mantenere questa categoria che per Cosenza vuol dire tanto. Cosenza così che viene proiettata a livello nazionale, far parlare di sé e della propria squadra. Quanti minuti abbiamo? Abbiamo quasi finito? Allora, Erika, velocemente sì, facciamo salutare questo ragazzo per gli auguri. Nel frattempo il festeggiato, alzati in piedi per favore, così facciamo gli auguri a questo ragazzo. Facciamo gli auguri in diretta qui allora, alla volevo locanda. sapere come hai cenato qui alla locanda stasera? Si mangia benissimo, lo consiglio a tutti, venite qui alla locanda. Che bella cosa. Quanti anni fai, scusa, ce lo vuoi dire? 26 oggi. Auguroni, ecco anche questo ragazzo che ringrazio qui. tutti i miei amici che sono presenti, anche Erika che è un'ottima conduttrice. Grazie mille. Salutiamo anche tua sorella che ci guarda dietro le quinte. Sì. Ciao sorella. Ciao Sara. Allora, eccola qua. Un abbraccio a Sara. Grazie Erika. Sì, voglio fare gli auguri. Ma cara non è lei. Voglio fare gli auguri al mio amico che oggi compie gli anni. Non ti vede nessuno. Devi salutare qualcuno a casa. Erika, dobbiamo chiudere, basta. A mio padre e mia mamma e ad Asensio. Allora, grazie, ciao. Allora, ringrazio l'avvocato Claudio Tocci che è stato insieme a noi questa sera. Grazie Claudio. Dobbiamo chiudere. Ultima cosa. Veloce. Un errore l'hai commesso. Qual è? Non hai fatto gli auguri al Crotone. L'ho detto prima del Crotone. Eri distratto. Ho detto il Crotone in Serie A e Reggino in Serie B. Dottor Basta, prego, un saluto finale, grazie per essere stato insieme a noi e per i tuoi consigli. Ci sarà occasione di riprendere l'argomento. Grazie. Roberto, non vedo l'ora che finisce perché te ne sti pennoni qua. Abbiamo finito. Sto puntando i pennoni, però volevo ringraziare la locanda che ci ha accolto
e forza Lupi. Forza Lupi sempre. Grazie Michele e grazie dottor Spadafora. No, in maniera proprio Grazie. veloce. Speriamo di ritrovarci qui lunedì Allora, a parlare di lunedì programmazione. non siamo qui, lunedì siamo a Camigliatello molto probabilmente, quindi andiamo in Sila. Ma dove devo mettere? Vabbè, ciao ragazzi, una felice notte a tutti voi, grazie ad Erika. Buonanotte a tutti. Manu per Sartoria Manu, ecco, ringraziamo nuovamente per questo Poi ci vuole bellissimo pure io di Manu, abito, che vi ci fa faccio pure a me vedere un se abito ce la Manu. facciamo Ciao, in una felice pochissimo notte tempo, non ce la faremo. Fabio Di Polito è tutto, appuntamento alla prossima. Buonanotte e forza Lupi. Ciao.